Ora, la differenza... Insomma, io non so se avete sentito i parlamentari. Cioè, io al confronto sono più moderato di Casini. Cioè, sto diventando un democristiano al loro... Non era mica così. Non era mica così, Io sono rimasto quello che ero. Non mi sono tramutato in uno statista o in un politico. E come aveva detto precedentemente una persona qua sul palco, io facevo già le mie incursioni nelle banche, facevo le incursioni nella Parmalat, compravo 2 azioni, entravo dentro la Telecom, facevo già queste cose perché sono un cittadino curioso. Ma io sono rimasto sempre quello lì e mi si diceva negli spettacoli alla fine, quando facevo vedere lo spazzolino, l'auto a idrogeno, le energie rinnovabili, mi dicevano: ma Grillo, ci hai detto delle cose meravigliose, e adesso cosa dobbiamo fare? E adesso cosa dobbiamo fare? Era il mio cruccio, cosa dobbiamo fare? E allora ho pensato che queste cose che dicevo e la gente recepiva potevano essere usate come un movimento da inserire dentro le istituzioni, non fuori. Sono venuti tutti i movimenti a parlare con noi, dagli indignados spagnoli a Occupy Wall Street, e sono rimasti impressionati perché loro sono rimasti alla piazza e dopo un po' la piazza arriva la polizia, li sgombra, tornano in piazza, scontri con la polizia e sono rimasti impressionati perché hanno visto che noi siamo andati avanti un decennio rispetto a loro. E quindi abbiamo cambiato, tramutato dei significati, fatto un'informazione, ci siamo aggregati con la rete e la rete è il massimo perché aggrega menti completamente diverse una dall'altra su un problema. E noi siamo di nuovo, io ho dovuto imparare, io li rompevo i computer. Cosa c'è? Perché salutate adesso? Cosa c'entra? Sta male una persona? Lo so. Dov'è? Dove? Stanno arrivando, sì. E purtroppo la calca è questa. Lo so, dovevate venire meno, ve l'ho detto io sul blog. Dovevate venire a essere... Va bene. Noi andremo. Mi vedete calmo perché hanno già gridato loro. Sono quello che grida meno stasera. Ma allora non mi potete poi imputare che grido. Io vorrei tranquillizzare quelli della mia età e che sta terrorizzando. Berlusconi sta andando in tutte le televisioni a terrorizzare gli anziani come me, i 70enni, i 65enni. No, è un complimento che ha fatto a Berlusconi. Ma no. Lui ha detto una cosa molto inquietante una ventina di minuti fa. Ha detto che se vince il Movimento 5 Stelle ci saranno dei disordini inquietanti. Ora, è una frase che noi sentivamo dire da Totò Riina. Frasi inquietanti. Sarà disordini inquietanti. Io voglio domandare da questa piazza, Berlusconi, a chi ti riferivi con questa frase? Cos'è, un pizzino questo qua? Allora, ecco perché non ci sopportano più questo. Non ci sopportano più perché se andiamo lì in 2 giorni, capiranno con chi avranno a che fare. Vi ripeto, non è vendetta, non siamo vendicativi, però un po' di giustizia in questo paese ci vuole. E allora arriveremo lì, e allora? Ma poi che fine che fanno questi uomini, questi statisti? Io sono un comico, loro facevano tutti i lavori diversi da quelli che fanno. Io faccio il comico. Pensa a questi qui, gli statisti, quelli che hanno comandato il paese per 10 anni, 20. Dell'Utri, pensa a Dell'Utri, quello che ha fatto da tramite tra mafia e Stato, tra pubblicità, tra riciclaggio di soldi. Guarda che fine che ha fatto il grande Dell'Utri, l'uomo della cultura di destra. È là su una barella con un pigiama a righe in Libano. E lì fanno queste fini qua, non sono neanche degli uomini, perché un uomo si presenta, fa la sua confessione e affronta magari anche la galera, ma non sono uomini, scappano, se ne vanno. Ecco perché qui sentite vibrare qualcosa, perché noi potremmo sbagliare. Io posso gridare, mi hanno detto che grido, hanno paura gli anziani che grido, ma è una paura, guardate che grido, ma è una rabbia buona questa qui. È una rabbia che ha unito milioni di persone in un sogno bellissimo. Ed è la felicità un sogno. Se sogni da solo, dormi. Se sogni con 10 milioni di italiani, è la rivoluzione straordinaria. Allora, di che cosa?
Allora di che cosa devono aver paura? Gli anziani sono morti 22 milioni di anziani, 22 milioni di pensionati, e una parte continua a seguire Berlusconi perché ha paura di quest'uomo o di questo movimento, di quest'uomo che grida a casa a tutti e dicono: un momento, perché sfasciare tutto? Io in fondo campo, in fondo i prezzi sono giù, c'è i voli low cost, in fondo c'ho una pensione io e mia moglie, in fondo ce la faccio. Se pensate sempre a voi stessi, quando non arriverà più la pensione cosa farete? Allora è il momento questo, che le persone della mia età comincino a pensare ai figli e ai loro nipoti in modo da aprire questo paese. Senza paura, senza paura. Ed è bellissimo. E allora quello che voglio dire adesso, questo movimento si allargherà qui, non vinciamo, io ve lo dico subito, noi non vinciamo stavolta, no, noi stravinciamo, è molto diverso. A noi non ci interessa prendere un punto di più o 2 punti di più, noi non andiamo a sostituire un partito con un altro. Questo è un grande cambiamento dentro la nostra testa. Andremo a vedere lì cos'è l'economia, andremo a vedere perché da decenni i ministri dell'economia parlano di spread e di soldi. Anzi, lo spread oggi è salito perché ci sono io, l'ha detto D'Alema, perché dietro noi abbiamo gli speculatori finanziari. Hai capito com'è? Allora capiranno e capiremo finalmente che cos'è l'economia. L'economia non ha niente a che vedere con i soldi, l'economia non ha niente a che vedere con lo spread, l'economia è una cosa reale, è 100 miliardi di tonnellate trasformate ogni anno, sono 5 miliardi di tonnellate che girano il mondo con 1 miliardo di tonnellate di petrolio, è fare delle cose e non farle. L'economia è fare 15 milioni di automobili in Europa che non vendono e sono lì a marcire, quella è l'economia. Noi investiamo tecnologia nelle automobili per stare fermi e facciamo le case che sono rimaste a 30 anni fa. Allora l'economia deve dare un indirizzo, la politica deve dire. Cosa c'è? Cosa dice? No. La metropolitana. Volete sapere da me la metropolitana? La metropolitana qui a Roma l'hanno fatta in una maniera straordinaria. Si sono accorti che scavando, andando giù, si sono accorti che sotto c'erano dei reperti. Cazzo, a Roma troviamo dei reperti in centro. Allora per la prima volta avrete la prima metropolitana al mondo che partirà da nord, salterà il centro e arriverà alla periferia a sud. Cazzo, e se vuoi andare in centro ci vai a piedi, sono cazzi tuoi. Ma no, è come fare i lavori, come fare il lavoro, questo ricatto perenne del lavoro. Io non lo sopporto più questo ricatto, devi fare qualsiasi lavoro. E allora ecco che c'è la compagnia che dà in opzione il lavoro, ecco che non si riesce più a capire responsabilità, i soldi dove vanno. Corruzione del 60 miliardi, metà di tutta la corruzione europea è in Italia. Noi abbiamo fatto una proposta di legge, ce l'abbiamo qua i parlamentari, 3 cose semplici che loro non hanno fatto da 20 anni, potevano farlo, 3 cose. I reati contro il patrimonio non si prescrivono mai. Se rubi soldi pubblici hai l'interdizione ai pubblici uffici perenne, non ti puoi più avvicinare a soldi pubblici, è semplice. E la tangente la dai indietro doppia. 3 cose, che cazzo ci vuole? E allora, che cos'è? Che cosa vuol dire produrre? Cosa produrre? Che cosa produrre? Che cos'è? Gas, ve l'ho detto prima, gas che gira, noi non abbiamo bisogno di gas, noi siamo qui al momento, dobbiamo sedersi lì e cominciare a pensare in un altro modo, cosa produrre e cosa non produrre. La logistica, i trasporti, facciamo opere da 22 miliardi e abbiamo le scuole che crollano e il territorio che frana e 22 miliardi di un'opera assurda. L'alta velocità per le merci non vanno dove è più veloce un treno, vanno dove costa meno. E oggi se prendi un container o vedi un camion o vedi un treno, il 50% di quello che trasportano non c'è nulla.
Hanno fatto un piano per fare una logistica in Europa, metà camion sono vuoti, metà container sono vuoti, metà treni sono vuoti, non riusciamo neanche a riempirli, a fare un piano logistico. E allora il business si sposta, perché un container dalla Cina che arriva a Genova costa 5.000 euro. Poi le spese sui magazzini perché i camion girano sulla strada e la strada è la nostra e scaricano le spese sul pubblico. E allora è tutto da rifare. Allora com'è possibile che il mercato ti dica che un kiwi dalla Nuova Zelanda che arriva qua costa meno del kiwi che coltivi sotto casa tua? Ce l'hanno fatto credere, per anni ci ho fatto 3 spettacoli, ve lo ricordate, i maiali dal Belgio che arrivavano e stavano a Parma, prendevano la residenza e tornavano in Belgio. Adesso abbiamo le pecore che arrivano dalla Romania in Sardegna e belano in rumeno. Cioè, le mozzarelle che arrivano. Ma che cosa sta succedendo? È schizofrenia, è la schizofrenia di oggi, non capiamo più nulla di economia. E allora ecco perché è nato questo movimento, su delle idee normali, di buon senso. Io vengo da una terra, da Genova, che aveva inventato tutto. Avevamo inventato le banche, abbiamo inventato i cognomi, abbiamo inventato le assicurazioni, i trasporti, abbiamo inventato il debito, i bond, tutto a Genova. E abbiamo inventato anche Cristoforo Colombo, che è andato in America, ha scoperto l'America e ha scoperto i pomodori in America. E se era un manager di oggi, cosa avrebbe fatto Colombo? Avrebbe preso 80.000 caravelle, sarebbe andato là, avrebbe caricato tutta la caravella con i pomodori, l'avrebbe portati in Italia. Invece ha fatto una cosa straordinaria, ha preso i semi dai pomodori e li ha piantati qua. L'informazione deve girare, non i prodotti. Lo dico da 20 anni. E allora io vado a vedere gli F-35, vado dentro e vedo tecnici straordinari, un capannone che costa 600, 700, 800 milioni, fa tecnologie, robotica, ingegneri. 3 anni mettono su sta roba per assemblare parti di un aereo per bombardare, che fra 2 anni sarà obsoleto, non sarà più tecnologia. Perché oggi ci sono già i droni, non devi, senza pilota, vanno, bombardano, gli dai il codice fiscale di chi cazzo deve bombardare, va lì, li bombarda al culo, torna indietro, tutto a posto, non c'è neanche il pilota. E questi fanno bombardieri che parlano, decollano. Guardate che la tecnologia è veloce. Poi vicino c'è l'Avio, se vi ricordate l'Avio. L'Avio era ex Fiat, di nuovo ingegneri italiani straordinari. Fanno le turbine per il Boeing. E come le fanno? Sai come le fanno? Con la fonderia, il lavoro, e fondi la ghisa, e fai l'acciaio. No, la fanno con le stampanti 3D. Se vi ricordate, io 4 anni fa facevo vedere una cassetta di stampantina da $900, che facevo piccoli oggettini per mio figlio. Vi ricordate? I fischietti. Ce l'avevo solo io il prototipo. Oggi le stampanti costano $50.000. Sono negli uffici dei comuni negli Stati Uniti e i cittadini vanno, pagano e si costruiscono quello che vogliono. Quello che vogliono. Si costruiscono dalla canoa alla barca, alla casa di 100 metri quadri. Si costruiscono la loro dentiera, non se la fanno regalare da un cazzo di nessuno. Va bene? Allora, è già attualità. È già attualità, adesso li fanno così con le stampanti, mettono un po' di polvere di alluminio, un po' di polvere di titanio, un laser scalda e esce la turbina del Boeing e non la spediscono neanche più, perché si tengono il file come diritti e fanno una stampante negli Stati Uniti e gli Stati Uniti con la loro stampante prendono il file nostro e si stampano la loro turbina là. E allora è una rivoluzione nei viaggi, nelle materie prime, perché consumano 1/3 di materia prima, 1/3 di energia e 1/3 di lavoro. È questo che dobbiamo andare, innovazione, tecnologia. Qui parlano di PIL, di crescita, ancora di queste robe qui. Non funziona più, la crescita non dà posti di lavoro, li toglie, la produttività, è l'automazione,
È la macchina che fa il lavoro, non l'uomo. Ci saranno sempre più disoccupati. Ecco perché vi dico di nuovo e ripeto, il reddito di cittadinanza è basilare, perché dobbiamo salvare adesso migliaia e migliaia di persone che rimarranno senza lavoro, salvarle, senza ricatti di sti cazzo di lavori. Io arrivo dal porto, vai a vedere chi brasa, sono i rumeni. Brasano i rumeni, tagliano le lamiere i rumeni. Vai in Romania, i lavori umili, chi li fanno i rumeni? No, gli ucraini. Poi vai in Ucraina, chi sono? I georgiani. Poi vai in Georgia, chi sono? Quelli del Bangladesh. Cazzo, poi vai in Bangladesh e dici, chi li fa i lavori? Quelli del Bangladesh. È l'ultimo gradino. Questo, l'appalto dell'appalto è la procedura. Così non è responsabile nessuno. Muoiono bruciati vivi 33 persone a Viareggio e nessuno è responsabile, perché l'appalto della ferrovia, del vagone, della merce, dell'appalto con la procedura, e vedi che il responsabile è un rumeno che ha saldato male un gancio. Questo è il nostro paese. Io non voglio vivere in un paese così. Lo cambiamo, lo cambieremo in pace, in tranquillità. E qui mi rivolgo ai figli di Berlusconi: andate da vostro papà con dolcezza, prendetelo per mano e ditegli: adesso basta, vieni a casa, è finita. Grazie. È ora di presente. Noi andremo là, perché la storia è semplice, la politica deve tornare a essere semplice. Allora noi andremo in Europa, nessuno sa cos'è. Che cosa vuol dire sentirsi europeo? Io non lo so. 28 lingue, ogni legge viene tradotta in 28 lingue. 3 parlamenti, 3. C'hanno Strasburgo, c'hanno Bruxelles e adesso c'hanno Lussemburgo. 3. 4 giorni al mese, 3.000 persone, 4.000 persone, 720 deputati con 3.000 addetti vanno 4 giorni al mese a Strasburgo, che ci costa 50 milioni per usarlo 4 giorni al mese. Poi vanno, gli amministrativi stanno costruendo, invece in Lussemburgo stanno costruendo il palazzo da 400 milioni di euro per gli amministrativi. Allora avremo quelli che vanno a Lussemburgo, quelli che incrociano, quelli di parlare chiaro, con un nostro programma. Parlare chiaro, con un bel programma, con la testa alta, guardarli in faccia. E se noi siamo falliti nel 2011, ma non potevamo fallire, perché metà del debito era in mano alle banche tedesche e francesi. Non fai fallire uno che ti deve tanti soldi, anzi lo incoraggi, dai che vai bene, gli racconti 2 balle. Non potevamo fallire, allora hanno mandato Monti a fare il curatore fallimentare. E cosa faceva Monti? Ha stretto ancora di più. La BCE dava i soldi, 1.000 miliardi alle nostre banche. Le nostre banche non potevano dare alle famiglie, ai piccoli imprenditori, perché con quei soldi lì dovevano ricomprare il debito in mano alle banche francesi e tedesche. Era il 50% in mano, adesso è il 30%, perché con questo giro noi aumentiamo il debito e loro si riprendono il credito. Appena hanno ripreso il loro credito totalmente, ci mollano come la Grecia. Ecco perché bisogna andare lì, adesso che abbiamo ancora un potere contrattuale, hanno ancora il 30% del nostro debito, andiamo lì, o ce lo spalmiamo o non lo paghiamo più, come ha fatto la Germania. Come ha fatto la Germania nel 1953, 20 miliardi di euro per danni di guerra e ne ha pagato 1/10. Come ha fatto l'Ecuador, che ha detto che il debito col Fondo Monetario non lo pagavano perché era immorale. Come hanno fatto gli Stati Uniti in Iraq, che avevano 50 miliardi di debito di dollari e non l'hanno pagato perché era immorale. Allora andremo lì a dire che il nostro debito è immorale. Bene, ogni 2 anni, dove sono i posti di lavoro? Dove prendi i soldi? Dov'è il vostro programma? Facevo un'intervista prima con un giornalista, sono sempre gli stessi. E dov'è il vostro programma? Io le lo dicevo, guarda, c'è una piccola e media impresa, togliamo l'IRA la paghi quando la incassi. Se investi nella tua azienda, investi, non paghi le tasse per 4 anni. Se assumi, non paghi i contributi. E alla fine mi diceva, sì, ma il programma? Ma allora togliamo, mettiamo dove prendete i soldi, mettiamo
un massimo delle pensioni, 5.000 euro di massima. Ci sono 100.000 persone in Italia che da 5.000 a 90.000 al mese costano 17 miliardi, metti un tetto da 5.000 e la differenza porti le pensioni minime da 400 a 800 euro al mese. Di che cazzo stiamo parlando? Accorpiamo i comuni sotto i 5.000, togliamo veramente le province. Eh sì, ma dove prendete i soldi? Vanno mandati via immediatamente, se no ci ritroveremo sempre gli stessi con gli stessi. Noi non vogliamo riforme, noi vogliamo formare cose nuove, non riformare quelle vecchie. Noi non vogliamo ricostruire, vogliamo costruire cose nuove, un'economia che sia di sviluppo, che sia tecnologica, che passi attraverso la rete. Non sanno nulla. Ogni due anni triplicano i dati, miliardi e miliardi di dati. Chi avrà l'accesso a questi dati avrà il potere assoluto. E questa è la nuova ricchezza, sono i dati. Tu puoi anticipare i tempi, se hai i dati. Google può anticipare epidemie di influenza 6 mesi prima che succedono, perché hai i dati dei farmaci, dei fazzoletti, di quello che si è venduto. Ognuno lascia una scia, una traccia in internet, vanno in database, sanno tutto di noi. E allora bisogna stare molto attenti, a vedere chi è il controllo, come il controllo. Ci sono già migliaia di oggetti collegati tra loro, migliaia di oggetti che colloquiano attraverso la rete tra loro. Io ho già la forchetta in casa che se mangi veloce vibra e dice: che cazzo fai? Mangi e poi non digerisci se mangi così veloce, lo dice la forchetta. Lo spazzolino che ti dice: ti sei spazzolato male il terzo molare a destra. Abbiamo già oggetti che parlano in casa. I nuovi frigoriferi coreani hanno un display che ti dice: guarda che stai mangiando più grassi del solito, ho già comunicato al tuo medico che c'è il colesterolo alto. E allora vai dal medico e dice: che cazzo dice il tuo frigo? Mi sta rompendo i coglioni tutto il giorno che mi chiama. E poi i gabinetti, vai in Giappone, il gabinetto ti fa l'analisi delle urine e della cacca e lo comunica al frigo che dice: cazzo mangi te? Cosa gli dai da mangiare? Ci sono già totalmente gli iPhone andranno via, non ci saranno più gli iPhone, avremo gli occhiali e sarai sempre connesso e non dovrai più aprire un iPhone, fare il numero, dirai: Luigi, chiamami Luigi, e ce l'hai in linea con l'altoparlante dentro l'orecchio, con gli occhiali, gli abbigliamenti. Ormai le formazioni delle nuove squadre di calcio hanno delle calze che memorizzano tutti gli spostamenti, tutti i movimenti che fa il calciatore. E i grandi allenatori poi prendono quei dati lì e fanno la formazione in base a chi si è allenato meglio, con una calza. Noi abbiamo bisogno di banda larga, di comunicare, di tecnologie. Abbiamo bisogno non di materia prima, abbiamo bisogno di materia grigia, e questa gente non ce l'ha più. Non ce l'hanno più. Quindi signori, prima di salutarci, adesso è giusto anche dare un po' di spazio a una persona che è stata vilipesa, è stata massacrata in tutti i modi. Io che ho ricevuto le peggiori offese mi scarico qua, vengo qua, mi scarico e ve li butto addosso a voi le mie sfighe. È una seduta terapeutica, io scarico, ma lui è un uomo che fa il manager, che è un uomo normale, con una famiglia normale, con una casa normale. Gli hanno detto qualsiasi cosa c'è dietro la Casaleggio, chissà cosa guadagni. Abbiamo pubblicato io la mia dichiarazione dei redditi e lui la sua, abbiamo pubblicato tutto, sono dati liberi. Lui è un professionista, io anche, siamo due professionisti che si sono messi in gioco, hanno dato un po' di anima, un po' di cuore e anche un po' di soldi a questa causa qua. Ed è giusto che oggi venga qui a prendersi la sua dose straordinaria di affetto Gianroberto Casaleggio.